Signori, buongiorno, stiano comodi, prego. Allora, innanzitutto diamo atto della presenza degli avvocati Pogliese, Pierluigi Papalia, Amato, l'avvocatessa Viscuso, gli avvocati Fichera, Reina, Curcuruto, Mario Giuffrida, l'avvocato Catania, l'avvocatessa Rizzo, l'avvocato Franco Russo, e poi c'è un avvocato in fondo a destra che vedo di spalle, è l'avvocatessa Dionisi e l'avvocatessa Danna, e in fondo a destra chi è? L'avvocato Lipera? No, l'avvocatessa Danna, sì, grazie. E l'avvocato Pogliese potrebbe sostituire il difensore al momento non presente in aula. Signor Presidente, la ringrazio. Sì, dobbiamo innanzitutto chiamare i processi contro gli imputati che sono stati separati dal processo principale. Presente l'avvocato Antoci. Allora, signor Fede, sarebbe Santa Paola Salvatore, Puglisi un po' di Pietro. un po' di silenzio in aula, per favore, un po' di silenzio. Santa Paola, signori, Santa Paola Salvatore, pubblico ministero e avvocato Pogliese. Non so se c'è il difensore di fiducia. No, Presidente, ci sono io che sostituisco l'avvocato Lipera. Sì, perfetto. Santa Paola Salvatore ha fatto pervenire una certificazione secondo la quale non può muoversi dal luogo degli arresti domiciliari. Vogliamo vedere questo certificato, per favore? È a firma del dottor Giuseppe Caruso, e si certifica la malattia, le varie affezioni, e per tali motivi si ritiene che il paziente sia inamovibile e pertanto non in grado di essere condotto all'udienza. Richieste? Scusi, non ho capito, si tratta di una documentazione fatta dal medico curante? Sì, un medico privato, certamente. E quindi bisogna sempre disporre, credo sia essenziale, un accertamento peritale per verificare. A questo punto mi pare, se l'avvocato Pogliese è d'accordo. Signor Presidente, c'è il sostituto del difensore di fiducia. Sì, l'avvocato Fichera, mi scusi, avvocato Pogliese, vero, sì, mi è sfuggito. Avvocato Fichera. Sì, Presidente, da parte mia non c'è nessuna opposizione, anche se devo aggiungere che agli atti vi è una consulenza che ha già accertato l'inamovibilità, perché sì, vi sono delle apparecchiature attaccate al signor Santa Paola che ne impediscono il trasporto. Con riferimento ad una data precedente, però. Dico, sì, è la consulenza originaria, vero? Non è che ci sono stati ulteriori accertamenti. No, io mi riferisco alla consulenza originaria. Sì, e quindi perché vi era un sondino, un catetere e altre cose di questo tipo. Bisognerebbe accertare se permane la situazione ai fini della possibilità di presenziare all'udienza. Sì, per quanto mi riguarda, però penso che per l'udienza di oggi sia giustificato l'impegno. Certo. Allora noi riteniamo per oggi sufficiente la certificazione alla stregua della perizia già effettuata e rinviamo per il prosieguo all'udienza del 19 di giugno Questo invece a ore 9:30 e disponiamo stamattina stesso il richiamo del consulente, mi pare che era il dottor Giosuè Franco, sbaglio?
sbaglia, Presidente. Il richiamo del dottor Giosuè Franco perché accerti se permangono le condizioni che impediscono all'imputato agli arresti domiciliari di lasciare il luogo del suo domicilio per presenziare all'udienza. Facciamo la convocazione, la facciamo potremmo farla per venerdì pomeriggio alle ore 15:30 e seguenti. Per il periodo del rinvio si dispone la sospensione del termine di carcerazione cautelare, di detenzione cautelare. L'altro processo a carico di Licciardello Antonino. Si trova pure agli arresti domiciliari Licciardello, mi pare. Sì, Presidente, ci sono sempre io per Licciardello Antonino. Quindi la stessa situazione facciamo Sì. per Licciardello. Sì, Presidente. Vogliamo vedere il certificato, per favore? E qui c'è un certificato del dottor Ugo Magno, sempre un certificato di parte in cui si dice che è ernia discale e non è in condizione di essere trasportato, anche affetto da grave sindrome depressiva, cioè le cose che sapevamo alla stregua della consulenza della perizia già effettuata. Sì, Presidente, Non so Licciardello, lei lo ricorderà, era la Certamente, persona non so presenziata in barella. se questo è sufficiente per il pubblico ministero o chiede che sia accertata anche l'intrasportabilità. Presidente, una volta che facciamo l'accertamento chiediamo anche questo. Voglio ricordare che l'accertamento è recente, tuttavia non è specificato se può deambulare oppure no o raggiungere l'Aula con altro mezzo, quindi facciamo l'accertamento e convochiamo il perito che ha fatto la consulenza, era l'ortopedico, come si chiamava, si ricorda, avvocato? Ti ricordi tu come si chiamava l'ortopedico che visitò l'ortopedico con l'assessore Federico insieme al neurologo psichiatrico? Allora disponiamo il richiamo del consulente ortopedico che ha già fatto la perizia in persona del Licciardello, lo convochiamo. Credo si tratti del dottor Condorelli, comunque lo accerterà meglio la cancelleria, e lo richiamiamo per l'udienza della settimana prossima, quindi siamo al 22, 24, 20. Per il mercoledì 29 alle ore 10 in quest'Aula. Rinviamo la trattazione del processo all'udienza l'altro quando l'avevamo rinviato? Il 19, Presidente. Al 19 giugno? Sì, Presidente. Sì, all'udienza del 19 giugno, e dichiariamo la sospensione del termine di detenzione cautelare per lo stesso periodo. Abbiamo poi la posizione da riguardare, la posizione di Cocuzza Nunzio. L'avvocato Rapisarda non c'è, mi pare. Per quanto riguarda Cocuzza Nunzio, questa Corte si è preoccupato di accertare se il rapporto processuale col Cocuzza fosse stato instaurato legittimamente, atteso che una perizia di ufficio aveva accertato che lo stesso è affetto da schizofrenia
indifferenziata, e per cui vi erano dubbi sulla validità di esprimere la volontà di rinunziare a presenziare al dibattimento, siccome aveva sin qui fatto il Cocuzza. I risultati di questo accertamento peritale sono nel senso che all'inizio del processo il Cocuzza era in condizioni da non poter presenziare validamente al dibattimento, mentre adesso, essendo migliorate le condizioni di salute, potrebbe validamente presenziare. Quindi bisognerà fare, penso, uno stralcio della posizione, però metto a disposizione delle parti per il momento la perizia, in modo che possano, all'udienza anche di domani, possano fare le loro deduzioni e le loro richieste. Poiché passiamo al processo principale 2694. No, c'è ancora la posizione di Puglisi Pietro, era stato stralciato, la posizione era stata stralciata a un'udienza precedente per la impossibilità legittima dell'imputato a presenziare. Mi pare che era impegnato in altra sede. Oggi è presente Puglisi e oggi è rinunciante. E se non vi sono osservazioni, oggi si potrebbe disporre la riunione del processo. E mi pare che il difeso Puglisi dall'avvocato Ragonese e Passanisi. Magari lo chiamiamo più tardi, perché vorrei sentire prima. C'è qualcuno che sostituisce l'avvocato Passanisi? L'avvocato Ragonese? No. Allora lo chiamiamo più tardi per sentire se ci sono osservazioni sulla riunione. Trattiamo il processo 2694. Il pubblico ministero, se vuole dirci chi dobbiamo introdurre. Presidente, il pubblico ministero voleva comunicare innanzitutto il deposito di alcuni atti nel proprio fascicolo, con riserva di fare la richiesta per alcuni di essi poi di produzione documentale in esito all'esame di alcuni verbalizzanti. Si tratta di accertamenti operati durante la fase dibattimentale e comunque per i quali l'esito si è avuto durante la fase dibattimentale, e quindi deposita gli atti relativi intanto nel proprio fascicolo e li mette così a disposizione dei difensori. Si tratta di una informativa del febbraio 96 della squadra mobile di Catania relativamente alla presenza dell'Utri Marcello nel territorio catanese in un dato arco temporale. Di una serie di informative che indicherò soltanto come date relative ad attività di riscontro a seguito delle dichiarazioni rese dai collaboranti Grancagnolo Carmelo e Samperi Severino Claudio. Si tratta di una informativa del 14 marzo 96 della squadra mobile, di un'altra informativa della squadra mobile del 15 aprile 96, di un'informativa sempre della squadra mobile del 29 aprile 96 e di altra in data 10 maggio 96 sempre della squadra mobile. Presidente, come prova documentale chiediamo di produrre una lettera che è stata inviata dal carcere di Brucoli dal collaborante Cassia Concetto, indirizzata al sostituto procuratore dottor Zuccaro, nella quale si fa riferimento a contatti che il detenuto ex collaborante Farina Domenico avrebbe avuto con quest'ultimo e con altre persone
al fine di convincerli ad alcuni comportamenti. Noi possiamo leggere, se vuole, la lettera o comunque la produciamo. Nella lettera il Cassia Concetto denuncia presso i vostri uffici quanto segue: egregio dottor Carmelo Zuppi. Mi scusi, pubblico ministero, prima facciamola vedere a controparte, mettiamola a disposizione in modo che possano fare osservazioni sulla richiesta di produzione. Però prima ancora, io, visto che c'è l'avvocato Aragonese in aula, volevo vedere della posizione di Puglisi Pietro, posizione che fu stralciata all'udienza precedente perché il Puglisi doveva presenziare, mi pare, ad altra. Per quale motivo, si ricorda, avvocato Aragonese? Sì, lo stralcio riguarda una imputazione per la quale già c'è stata. Perfetto. C'è stata? C'è stata sentenza, c'è stata una sentenza non ancora esecutiva. Sì. E quindi è un processo che va in parallelo ed è sospeso. Perfetto. In attesa della esecutività applicazione di certi istituti in caso di affermazione di responsabilità. Mi pare che era questa la motivazione. Allora questo processo deve procedere, deve andare separatamente, non deve essere riunito, e lo rinviamo alla stessa data del 19 giugno, sì. Va bene, grazie avvocato. L'avvocatessa di scusa che ha chiesto la parola. Sì, signor Presidente, io desideravo un chiarimento da parte della pubblica accusa con riferimento al deposito nel fascicolo del pubblico ministero di un'attività di riscontro effettuata, credo, datata marzo 96, con riferimento alle dichiarazioni del Gran Cagnolo e del Samperi, se non erro. Innanzitutto il chiarimento consiste in questo: desideravo sapere se questa attività di riscontro è stata effettuata da taluno dei verbalizzanti in ordine ai quali è prevista per l'udienza odierna la comparizione. Questo è il primo chiarimento. E poi non si tratta di verbalizzanti di oggi. E poi se questa attività integrativa, questa documentazione è a disposizione delle parti, in maniera tale che possiamo prendere parola in ordine all'inserimento nel fascicolo del pubblico ministero e la utilizzabilità. Per quanto mi compete, mi pare che va precisato che l'inserimento nel fascicolo del dibattimento è preordinato, e anche mi pare di avere capito, nel fascicolo del pubblico ministero, scusate, è preordinata a delle richieste istruttorie. Quindi le parti esamineranno per la documentazione e poi interverranno al momento in cui il pubblico ministero farà le sue richieste. Per quanto riguarda invece la lettera un documento che Cassia si voleva produrre, ci sono osservazioni di controparte? Bene. Non so, procediamo intanto con l'assunzione dei testimoni, ne parliamo alla fine dell'udienza. Intanto così avete agio di leggerla. Chi dobbiamo introdurre? L'ispettore Russo Agnello dello SCO. Signor Presidente, scusi, poi magari al termine dell'udienza, prima comunque che finisca l'udienza, quando sentiremo, dopo aver sentito i testi, l'imputato Palazzolo voleva rendere delle dichiarazioni spontanee. Si accomodi, ispettore, buongiorno. Silenzio in aula, per favore.
Le sue generalità, ispettore, nome, cognome, luogo e data di nascita. Russo Aniello, Giuliano in Campania, Napoli, 1145. La formula del giuramento. Consapevole delle responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Pubblico Ministero può procedere. Ispettore, lei ha svolto attività investigativa nei confronti della famiglia catanese di Cosa Nostra? Sì, attività sul territorio. In che cosa è consistita questa attività e quando è stata svolta? Dunque, l'attività è consistita in appostamenti, servizi di osservazione sui personaggi in epigrafe. Più precisamente, Garage Ionio e l'Agip di Via Ognina di Marcello D'Agata. In che arco temporale è stata operata questa attività? 91-92, ecco questo, fine 93. È detto il garage di Via Leonio. Esattamente come si è giunto a questa attività? Dunque, seguendo Vincenzo Santapaola, il figlio di Salvatore, Francesco e Enzo, il figlio di Benedetto Santapaola. Cioè, erano frequentatori del garage, dal vicino bar, non mi ricordo, c'era un bar là vicino, dal vicino bar andavano spesso al garage, si incontravano. In un'occasione in cui ero presente si sono incontrati Vincenzo Santapaola di Salvatore, Rannesi Girolamo, e se posso dare un'occhiatina, perché mi dimentico i nomi, non è che posso guardare gli atti, signor Presidente? Presidente. Grazie. Sì. È Pulvirenti Giuseppe, il figlio del Malpassotto. Chiedo scusa, può indicare qual è la relazione di servizio che lei ha consultato, la data? Che data? Che pagina? No, le chiedevo la data della relazione di servizio. Dunque, del 6 giugno 1992. 6 giugno 92. Sì. Dunque, a quell'epoca è stato visto il Vincenzo Salvatore con Rannesi, poi è stato successivamente riconosciuto in ufficio attraverso le fotografie, e il Pulvirenti Giuseppe. Giuseppe. Ispettore, può consultare una Sì, un attimino. No, figlio di Giuseppe, scusate, Pulvirenti Salvatore, figlio di Giuseppe, perdono. Sono stati visti insieme, al centro si trovava Vincenzo, a sinistra, se mi ricordo ancora questo, a sinistra si trovava il Rannesi e a destra il Pulvirenti. Dopo aver proseguito... Chiedo scusa, signor Procuratore della Repubblica, semplicemente un'informazione perché non ho capito bene. La relazione 6 giugno, che credo di avere davanti agli occhi, è a firma dell'ispettore Russo? Sì. Cioè, fra queste firme c'è anche la sua? Sì. Se lei guarda l'ultima pagina della relazione, mi vuol dire, scusi, signor del Procuratore, rapportino, se potesse dire chi sono i firmatari, perché io non riesco a leggerli. Allora, Russo Aniello, Beneduce Giulio, De Riu Piero, Cervino Antonio, e l'altra non la riconosco, cioè non è che non la riconosco, non saprei dire chi è perché è apocrifa. Devo ripetere, avvocato? Devo ripetere? No, stavo cercando di controllare, di capire. L'ultima pagina, guardi. Sì, l'ultima pagina della relazione. È la relazione che finisce l'8-10-91, eccetera. È questa? Sì. Vabbè. Dunque, esatto, l'8-10-91, 19-41. Quella di là. Ispettore, la sua firma è quella di lato rispetto alle altre? La mia, sì, quella laterale a sinistra. Quello col pennarello, diciamo così, ecco. Sì. Le volevo chiedere, ispettore,
Come erano organizzati i servizi durante questa attività? Dunque, i servizi noi ci mettevamo di fronte al bar Ionio a piedi, qualcuno al bar, che non mi ricordo come si chiama, il bar mettendo di fronte al garage, sulla sinistra, al bar sulla sinistra del garage, poi alla fine della strada, alla piazza di Viale Ionio, giù e su vicino alla farmacia, c'è una farmacia su dopo il bar. Quelli servizi di osservazione, però erano saltuari comunque i servizi, non erano giornalieri, perché operavano sempre gli stessi uomini sul territorio? No, sul territorio ci davamo il cambio ogni 15 giorni, ogni 10 giorni, a secondo la disponibilità dell'ufficio. Chi erano i responsabili delle squadre e quante squadre operavano sul territorio? Sul territorio potevamo essere una quindicina, però non sempre presenti tutti e 15. A turni alterni, una volta 5, una volta 4, una volta 3. Il responsabile dei servizi chi era? Responsabile era Beneduce giù e il dottor Raffaele Grassi, caposezione, responsabile coordinatore, diciamo così, dei servizi. Quindi l'ispettore Beneduce? L'ispettore Beneduce e Russaniello, poi successivamente sono subentrate altre persone perché si è prolungata per qualche anno l'attività investigativa a Catania. Allora, tornando a quell'attività per la quale è stata stilata relazione di servizio. Sì. Se può reindicare, anche perché per avere più chiarezza, i personaggi attenzionati in quella giornata. Dunque, i personaggi attenzionati al garage erano, oltre a questi convenzionati poco fa, c'era anche Di Fazio, dunque un attimino, ecco, di Umberto Di Fazio, sì. Se Oltre magari a Polvidenti, rispetto agli orari, Malvagna Filippo, prego. Rispetto agli orari, andando con ordine rispetto agli orari in cui si è svolta l'osservazione, ispettore. Non ho capito la domanda. Cioè, se magari può indicare i personaggi in ordine rispetto agli orari in cui si è svolto il servizio di osservazione. Cioè gli orari che sono segnati qua? Sì. Sì, gli orari sono giusti gli orari. Sì, soltanto che la Corte non li conosce, ispettore. Solo? Non li conosce gli orari. La Corte? Ah, ecco. Allora vado elenco. E chi furono le prime persone notate durante il servizio di osservazione, ispettore? Ma agli inizi? Sì. Agli inizi, le prime persone furono attenzionate, dunque... Faccio riferimento alla relazione di servizio che lei ha citato. Del 6 giugno? Sì, ispettore. Sì, perché noi seguivamo Umberto Di Fazio dall'inizio. Oltre naturalmente al figlio di Salvatore Santapaola. Senta una cosa, lei ha parlato appunto del figlio di Salvatore Santapaola, sì. Vincenzo Santapaola, e ha parlato anche di altre persone. Ricorda se vi è mai stato un colloquio o avete avuto modo mai di ascoltare i discorsi che queste persone hanno fatto? Sì, personale dipendente, perché poi non è che il personale dipendente si avvicinò al bar che ho citato poco fa, qui era seduto Di Fazio, Vincenzo Santapaola, e sentirono in un modo, cioè alcune brane della conversazione dice lui non mi deve rompere, eccetera eccetera, detto in modo brutto, insomma, ecco, così. Poi ovviamente non è che potettero seguire tutto il discorso perché si dovette allontanare per non... E ricorda a chi si rivolgeva il Vincenzo Santapaola in quell'occasione? Dunque sì, dunque a Rannesi, Santapaola diceva a Rannesi, Santapaola si tratta sempre di Vincenzo, il figlio di Salvatore, che in dialetto catanese diceva lui non deve rompere, eccetera eccetera, non specificando, cioè non riuscendo a capire a chi si riferisse. Senta, ricorda se durante i servizi di osservazione sono stati mai notati dei latitanti in quella zona? Sì, il Pulvirenti Giuseppe, se vuole, ecco, Pulvirenti il nome lo ricordo. Pulvirenti Salvatore, perdono, all'epoca, però non sapeva, non conoscendolo, l'abbiamo riconosciuto successivamente in una ricognizione fotografica in ufficio attraverso le fotografie segnaletiche, se no lo prendevamo, no?
Se quindi può elencare le persone avvistate in quella giornata. In quella giornata, certo. Dunque, oltre a Di Fazio, e a Vincenzi, a Rannesi e a Santa Paola, no, quel giorno, dottore, sono Malvagna Filippo, ecco, Malvagna Filippo c'era. Ispettore, lei ha parlato anche di attività relativa alla Biognina. benzina Agip. Sì, a via Agip, dunque, feci fare... d'Agata. In che cosa è consistita questa attività? Se lei guarda la relazione del 10/2/92, fu un intervento di una volante, alla Biognina inviata dal sottoscritto, da Beneduce, perché avevamo visto dei movimenti, avevamo visto Coco e... Coco come? Sì, Coco Carmelo e Avola Maurizio. Abbiamo riconosciuto il Coco e abbiamo mandato l'autovettura. E in quel frangente furono identificati insieme a Marcello D'Agata, c'era Coco Carmelo, Leruzzo, Giammuso, Fresta e Avola Maurizio. Erano a piedi o... Dunque erano fermi, però erano giunti con le autovetture, mi ricordo l'Avola con un Mercedes, il Coco, non mi ricordo, delle autovetture erano giunti sul posto, all'Agip. Si erano fermati, stanno parlando con Marcello D'Agata, confabulavano fra di loro. Diciamo questa identificazione è avvenuta nei pressi del distributore? No, proprio all'Agip, al distributore Agip di Biognina. Io ho finito per il momento, Presidente. Posso, Presidente? Il pubblico ministero ha finito? Sì. Avvocato Russo. Ispettore Russo. Certo. Senta, io innanzitutto vorrei capire, lei ha riferito di una certa attività di fronte al garage di Viale Ionio e non mi interessa. Poi ha riferito di altra attività che si sarebbe svolta al distributore Agip, se ho capito bene. Io ho davanti agli occhi la sua relazione di servizio, o perlomeno quella del 6 giugno del 92. Sì, ma lei adesso, pochi secondi addietro, ha fatto riferimento a una certa data che io non riesco a trovare nella relazione. Ha parlato dell'ottobre, 10 ho sentito, o febbraio, ha parlato del 18/2/92. Ah, 18. Io desidero sapere esattamente lei cosa, c'è stato un fermo, un'identificazione formale? Sì, identificazione delle persone. E come avviene l'identificazione? Mi faccia capire. Prego? Come avviene? È stato notato un gruppo di persone. Viene chiamata la centrale, viene inviata un'autovettura con i colori della polizia, con i colori, e vengono identificate le persone. La relazione viene presa da noi e l'identificazione delle persone viene fatta sul posto. Io siccome le dico perché le chiedo questo, quando si parla di distributore Agip, immagino lei sappia, anzi è scritto nella sua relazione, che è gestito da D'Agata, giusto? Sì, si è gestito da Marcello D'Agata. Perfetto. Dopodiché, scusi, mi lasci completare. Se lei legge insieme a me vedrà che questa identificazione viene fatta nei confronti di certe persone per le quali si indicano data di nascita e qualifiche. Non viene fatto questo per D'Agata. Voglio dire, qui è scritto testualmente, vengono identificati in quanto uniti in gruppo lo stesso D'Agata, scusi, del quale però non vengono fornite le generalità, data di nascita e il resto. D'Agata è lì, è il titolare del distributore. È del distributore, certo. Più altre persone. Non può essere identificato, no, perché è il titolare del distributore. Io voglio capire e le spiego perché intendo capire. Delle altre persone che sarebbero state viste in gruppo si fornisce data di nascita e luogo di nascita. Certo. Ora io mi chiedo come mai questo si fa in riferimento a tutti gli altri e non ad D'Agata. C'è questa identificazione riguardato gli altri o anche D'Agata? D'Agata Marcello, essendo il titolare del distributore, non può essere identificato, no? Non può essere, che significa? Non può essere, però è stato visto da noi parlare con le persone. Le chiedo scusa, è stato visto, siccome D'Agata sta lì perché è il gestore, ci mancherebbe, certo. Lo scrivete voi. Allora cosa avete, cioè D'Agata, cosa è stato visto di D'Agata? Cosa avete controllato di D'Agata? Abbiamo visto la frequentazione di questi personaggi insieme, ecco, di Biognina, che stanno... Scusi, che poi non è che sono stati visti solo in quel giorno, sono stati visti altri giorni. La relazione di servizio questo dice, io devo stare a quanto dice la relazione. Certo. Allora, frequentazione è un concetto più ampio. Qui c'è scritto che qualche tempo dopo, in una certa occasione, vengono viste queste persone e identificate. Certo. Legga con me e vedrà.
Al che io le chiedo, cioè D'Agata cosa stava facendo? Stava al distributore? Cioè, stava al distributore, non stava, certo, non è problema, parlavano e basta, non è, si frequentavano, questo. No. A noi Mi scusi, ispettore, Prego. si frequentavano è un concetto diverso, non è che perché li vede quella volta lei le relaziona No, scritte. sono state viste altre volte, solo che non sono Mi scusi, ispettore, tanto è vero che lei dice vengono identificati in quanto uniti in gruppo. Uniti Certo. in gruppo per D'Agata cosa significa? D'Agata era là al distributore. Senta, noi già stavamo da parecchio, li abbiamo visti insieme altre volte pure e non, è altre stata, volte? e non è stata inviata, cioè non conoscendo le persone non potevamo fare una relazione dicendo volte, Tizio siamo quindi, qua. altre volte? Allora dice vediamo un po' chi sono queste persone che frequentano l'Agip di Piovagni. Bene. Vediamo chi Le sono. persone che E l'abbiamo visto. Abbiamo visto chi erano le persone che frequentavano il distributore dell'Agip. Altre volte quindi avreste visto ma non avreste relazionato? Non è che non è stata relazionata, abbiamo visto non conoscendo le persone. E quindi non sapete chi fossero? No, queste esatto, persone? però visivamente erano sempre le stesse persone, no? Cioè come io vedo lei 3 o 4 volte avvocato, non so chi è, non posso scrivere avvocato, la quarta volta, la quinta volta viene identificato e scrive l'avvocato. Dico, normalmente accade e sarà Così è semplice, no? Ne ha fatte tante di relazioni di servizio. certo. Bene. Ogni volta che ferma un gruppo di persone si cura di identificarle e di verbalizzare? Prego? Quando accade che controllate e fate questi controlli di persone che sono comunque sospette, Certo. voi quando avviene un'identificazione, Certo, che l'identificazione. e qua me ne risulta una sola, è questo che voglio chiederle. Ah, vabbè. Poi le chiedo un'altra cosa. Si aggiunge, gli ultimi due, si parla di Fresca e Avola, a seguito di segnalazione sarebbero stati rivisti nel distributore e si trovavano insieme ad altre persone. Però in questa seconda occasione, controlli la sua relazione, D'Agata non viene visto con costoro, è così o sbaglio? No, Lo un attimo, controllo. lei sta leggendo quello del 18.292? Gli ultimi due, legga quel pezzo, gli ultimi due, sì, il 18.2, sì. Legga quel pezzo e vedrà. Si parla di D'Agata? Secondo no, dice No, legga per conto suo, non è inutile che me lo leggia a me. Lo controlli e vedrà. non trovo se ne quello va. che dice lei del 18.292. Parliamo quella della relazione di servizio della Volante, sto parlando io, 18.2. Io sto parlando di questa sua Ah, firma del 20 del ah, 6 sì. giugno. Ah, del 6 giugno. A un certo punto si dice gli ultimi due, il Fresca e l'Avola, sono stati controllati nuovamente il 18.2. Quindi si fa riferimento proprio A quella relazione, esatto. Ecco, e in questo pezzo vuol leggere se si parla del D'Agata. Che pagina, scusi? È la pagina della sua relazione di Sì, servizio. vabbè, sono 5 è la pagine. penultima pagina della sua relazione di servizio. La sua, quella del Ah, sì, servizio. ecco. Gli ultimi due, il Fresca e l'Avola. Ah, lo dice anche in altre numerose occasioni, l'Avola ed il Fresca sono stati controllati insieme. Legga per conto suo, lo legga e mi dica se c'è il D'Agata, se si parla del D'Agata. Ecco, questo qua del 5.990 si parla di questi quando vengono controllati a terminale, vengono inseriti nel terminale, perché nel 90 non è stato fatto da noi il controllo. Ma io desidero quelle che ha fatto lei, dico in questa sua, lei ha più nominato il D'Agata in questa? No. No, io questo voglio dire. Certo, Sono state individuate delle persone, fra queste non c'era il D'Agata, è così? sì. Quindi, nella buona sostanza, e per concludere, così la libero dall'incombenza, per quanto riguarda la prima osservazione, Cioè, ciò non toglie... c'è D'Agata, mi scusi, no, i suoi giudizi non li voglio, la constatazione. Per quanto riguarda la prima osservazione, che è quella precedente, sono stati visti nel distributore di D'Agata, dove lui è il gestore, sono state controllate, identificate con patente, alcune persone. Certo. D'Agata non c'è né data di nascita né nulla. No, perché... Invece nella seconda volta D'Agata non c'era. E così Sì. basta, non ho altro da chiedere. Presidente, mi scusi, in sostituzione dell'avvocato Catania. Sì, proceda, avvocatessa Ricci. Ispettore Aiello, lei ha mai identificato, visto in qualche modo il signor Vincenzo Aiello al Viale Ionio? Ma guardi, io personalmente no, perché non è nella relazione, non c'è questo, non è inserito nella relazione.
Lei ha mai fatto dei pedinamenti nei confronti del signor Vincenzo Aiello? Personalmente no. No, ne è certo, non che non ricorda, non ha mai fatto dei pedinamenti. No, io personalmente no. Ha partecipato a un pedinamento avvenuto nella terza decade del luglio 92 da Catania a Roma? Io non credo, perché non mi interessavo di Vincenzo Aiello io. Stava per dire forse, cioè non ricordo, oppure è certo, esclude che lei Io non posso escludere niente, perché in un'attività di investigazione si fanno tante di quelle cose delle volte che non vengono neanche scritte delle volte, allora non posso dirle se o no ho fatto un accertamento per dire via aerea, se ha fatto una prenotazione aerea, queste cose qua, capito? Non ho capito, nell'attività di investigazione non tutto viene scritto? Io personalmente non ho mai fatto Vincenzo Aiello. Quindi non ha partecipato a questa attività, al di là di Vincenzo Aiello? No, né quando è andato a Bucarest, né quando è tornato da Bucarest, per niente. Quindi so comunque che c'è stato, questo, però non ho partecipato direttamente. Lei non ha partecipato, ma sa che c'è stata un'attività di pedinamento? Certo, è andato a Bucarest, è andato in Romania, no? Da Catania a Roma, sì, io parlo del luglio 92. Sì, ma non ho partecipato a questa attività di pedinamento, ma sa che c'è stata. Nessun'altra domanda, grazie. Ci sono altri interventi? Il pubblico ministero possono licenziare il testimone. L'avvocato Fichero. Senta, ispettore, lei sa se il signor Santapaola Vincenzo, figlio di Salvatore, abitasse in via Vecchia Ognina? Guardi, lui frequentava via Vecchia Ognina, che se abitasse adesso non glielo so dire. Senta, mi dice la distanza tra via Vecchia Ognina e via Vecchia Ognina? Via Vecchia Ognina? E il viale Ionio? Quando saranno 200 metri, 250 così, perché c'è una curva, in linea d'aria non so, è vicinissima in linea d'aria. Esatto, ma a parte in linea d'aria, via Vecchia Ognina non fa angolo con viale Ionio? Non è... Sì, infatti si collega, c'è un angolo di strada che porta là, sì. Senta, un'altra cosa, questo garage da voi attenzionato, sa se era proprio un garage, cioè vi erano delle persone che vi posavano le macchine? Questo non glielo so dire, guarda. Ma sì, perché arrivavano altre macchine, posavano le macchine e uscivano, certo. Cioè, oltre alle persone da voi attenzionate, perché penso che sapevate prima quale persone attenzionare in quel garage, o mi sbaglio? No, la nostra attenzione era posta solo alle persone attenzionate che entravano e uscivano. Ovviamente anche se uscivano altre macchine, entravano e uscivano, non c'erano problemi. Uscivano anche altre qualche altra vettura, certo, non attenzionata, certo. Persone da voi non attenzionate. Certo, ma non era un grande via vai comunque. Di per sé, sì. Senta, durante questi appostamenti venivano scattate delle fotografie? Sì, alcune volte sì. Come facevate? Cioè, in base, qual era il criterio che che usavate voi per alcune volte fotografare ed altre no? Quando c'era l'operatore disponibile lo prendevamo e lo portavamo. Non è che noi andavamo là per fare solo di esclusione era solo una questione logistica? Sì, logistica, certo. Senta, l'incontro del quale ha parlato poco fa di Vincenzo, esatto, 7 di Rennese, è stato fotografato o da voi? No, non è stato fotografato purtroppo. È stato solo attenzionato? Solo attenzionato, certo. È stato non solo ho altre visto. Domande, grazie. Prego. Possiamo licenziare il test? Avvocatessa Rizzo. Una sola domanda. Poc'anzi mi ha detto che lei era al corrente di pedinamenti che sono stati fatti nel luglio del 92 da Catania a Roma e che lei non ha comunque partecipato a questa attività di indagine. Mi sa dire quali sono i suoi colleghi che hanno partecipato a questa indagine? C'è una relazione del... se non sbaglio, l'ho letta adesso, però non... Noi eravamo tutta una sezione che lavoravamo, io posso dirti i nomi dei colleghi,
e fra questi c'è stato qualcuno che era interessato. Ecco, Io personalmente non glielo so dire perché stavo qua a Catania, stavo qui a Catania e loro stavano giù a Roma, stavano su a Roma. Lei è certo di non aver partecipato personalmente a questo No. La ringrazio. Prego, ci mancherebbe. Disposizione. Pubblico ministero. Lei, ispettore, ha riferito della identificazione di quei soggetti che ha menzionato poc'anzi. Sì. E ha anche riferito di averli notati in altre occasioni. Certo. Le volevo chiedere come mai non sono stati identificati nelle occasioni precedenti. Perché non è stato possibile inviare un'autovettura, perché noi non ci potevamo scoprire ovviamente per andare ad identificare, se no era finita l'attività investigativa. Non è stato possibile inviare un'autovettura, dato il margine di tempo minimo che c'era, perché si vedevano imposti, magari se 5 minuti, 10 minuti e poi non andavano via, è tutta un'attività di tempo, ecco, diciamo così. Ispettore, voi avete... anche un certo di Raimondo Natale? Io non personalmente. Cioè, noi quando stavamo qua c'erano colleghi, eravamo un gruppo, lei lo sa, dottore, eravamo un gruppi, e qualche gruppo ha fatto anche Vincenzo Di Natale, certo. No, di Raimondo. Di Raimondo, sì. Ricorda se è stato attenzionato mai in qualche luogo particolare? Le chiedo questo perché... Sì, un attimo, c'è la relazione, un attimo. di servizio. Sì, la relazione, un attimo, ecco. Infatti... Penultimo foglio. Sì, dove c'è Branciforte, no? Sì. Sì, però non mi ricordo, ci fu che identificò, chi era del gruppo che identificarono queste persone. E li può indicare le persone identificate in quell'occasione? Sì, dunque c'era Marcello D'Agata. Scusi, quale occasione, procuratore, in modo che io sappia, la data quale sarebbe? Io sto facendo riferimento a una parte della relazione del 6 giugno 92, penultima pagina. E appunto lei sa che la data non l'ho riscontrata, quindi non ho come... No, è 18-2, c'è scritto. Sì, quel 18, dunque. Poi c'è appunto. Chi c'era di Raimondo Natale. Chiedo scusa, sto facendo riferimento a una parte antecedente a quel paragrafo. Ah, sì. Cioè non c'è la data, è corretto. Almeno questo dice. Così. Questo dice, no? Sì. Poi c'era Fresca Salvatore e Avola Maurizio. E la data di questo non è possibile ricostruirla, ispettore? Bisognerebbe risalire alle relazioni che stanno in ufficio, non so se è stata mandata anche a voi, Pubblico Ministero, a GIP. E lei ha partecipato a quel servizio direttamente, ispettore? No, direttamente no, perché stava in un altro posto evidentemente. E non ricorda chi ebbe ad operare in... Sì, penso di sì, Beneduce o Piero De Liu, questi qua. Ho finito, Presidente. E soltanto in riferimento, anche per comprendere, è questa la stessa occasione della quale parlavamo poco fa? L'occasione in cui D'Agata era il suo distributore e vennero identificati? No, un'altra occasione. Ma qua non si dice. Io la invito a rileggere, si parla di una occasione, la pregherei di attenzionarlo qualche tempo dopo, lo rilegga e vedrà che si riferisce di una occasione, quindi deve essere la stessa. No, i personaggi, se le legge, non sono uguali, non sono gli stessi. Allora, ispettore Russo, ci sono due pezzi di relazione, la prima che inizia qualche tempo dopo, la seconda che inizia gli ultimi due, è così? Certo,
Allora, abbiamo detto, nella prima è nominato il D'Agata ed è l'occasione di cui si diceva prima. Cioè, dice, questi ultimi due, Fresca e L'Aola, sono stati successivi, cioè sono stati anche identificati poi in un'altra occasione a distributore. Perfetto. In questo secondo pezzo di relazione non c'era Marcello D'Agata. Perfetto. C'era Marcello D'Agata, però non è scritto nella relazione. Come c'era? Ma scusi, ma allora lei come lo sa che c'era? Scusi, se Marcello D'Agata era presente, stavano parlando con Marcello D'Agata, però gli operatori che si sono recati sul posto della volante non hanno identificato il D'Agata in quanto è titolare del distributore. Le chiedo scusa. Gestore, distributore. Per un verso le dico, questo, come lo sa, è una sua congettura. Che cosa? Il fatto che siccome fosse il titolare del distributore non se ne parli, non viene identificato. Ma no, perché quando è arrivata la volante, il D'Agata è entrato nel bar, è entrato nel suo distributore quando è arrivata la volante. Questo lo ha visto. Certo, l'abbiamo visto fuori, noi stavamo là, certo. Mi scusi, allora, poco prima, quando parlavate di assembramento, nonostante D'Agata fosse... Sì, noi stavamo con le autovetture nostre, o a piedi, o con le autovetture esterne, fuori. Lei non mi ha fatto completare. Prego. Ci precediamo a vicenda. Allora, la prima volta, nel pezzo prima, si era detto, qualche tempo dopo, al distributore gestito da D'Agata sono stati identificati D'Agata più altre persone. Certo. E lei mi spiegava che non sono state fornite le generalità di D'Agata perché, essendo il gestore, non c'era bisogno di farlo. Scusi? Non è un atto che ho fatto io, ecco. No, ho capito. Qui però D'Agata se ne parla, cioè si dice c'era D'Agata e c'erano queste persone. Certo. Nella successiva frase, nel pezzo successivo, si riferisce alle altre persone, e anche se D'Agata è il gestore, qui proprio non se ne parla. Mi deve scusare. Non se ne parla perché dunque questi ultimi due è sottinteso comunque che c'era anche sottinteso vabbè, c'ha ragione, questo allora, è sottinteso, concludiamo la comunque posso dirle che c'era anche Marcello D'Agata perché sono sceso personalmente, sono andato a prendermi un caffè. Quante volte è andato lì davanti l'Agip, ispettore? Io? Sì. Saranno una quindicina di volte. Lei ricorda di questa occasione fra quelle 15? Certo, perché ho mandato la volante, glielo dico, glielo sto rivedendo. Ho mandato il controllo proprio in questa occasione. Quindi in questa occasione, questa di cui stiamo parlando adesso, lei ricorda la presenza del D'Agata? Certo. Ora, vuol coprire questa pagina? Grazie. Ricorda chi fossero gli altri in questa occasione? Certo, c'era Avola, sì. C'era Coco, sì. C'erano e altri due nominativi, non mi ricordo, uno è impiegato e un'altra è spazzina, cioè lavorava cosa della comunale. C'erano altri due persone sospette c'erano. Ricorda chi? E gliel'ho detto, i nominativi non me li ricordo, mi posso ricordare i più importanti, Marcello, D'Agata, mi posso ricordare Coco Carmelo, mi posso ricordare... Gli altri non li ricorda, no. In questo momento ricorda soltanto certo. questo. Va bene, grazie. L'ho letta davanti a lei, perciò non è che facciamo a giocare, insomma. Possiamo licenziare il test? Grazie. Il test successivo? Ispettore Lapi. Buongiorno. Si accomodi, ispettore. Le sue generalità, per favore, nome, cognome, luogo e data di nascita. Ispettore superiore Lapi Enrico, nato a Genova il 6 ottobre del 60, in servizio. Vuole leggere la formula del giuramento, per favore. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ascolti le domande del pubblico ministero. Ispettore, lei si è occupato di indagini relative al traffico di telefoni cellulari di Mazzei Santo e Rannesi?
Sì, ho esaminato dei tabulati inerenti a questi apparati cellulari, in particolarmente quello di Santi Mazzei e poi altri di Armetta Carlo e via dicendo. Ecco, ci vuole dire innanzitutto quali erano i numeri telefonici, eventualmente anche consultando atti a sua firma, quali erano i numeri telefonici dei telefoni cellulari di cui sono stati trovati in possesso il Mazzei e il Rannesi al momento del loro arresto? Sì, Mazzei è stato trovato in possesso di un cellulare, il 0336 l'880872, intestato a Evola Maria Rita, al momento del suo arresto. Deve parlare più vicino al microfono. Dicevo, al momento del suo arresto era in possesso di questo cellulare, mentre in quello in cui io poi ho esaminato e di cui ho fatto una relazione a mia firma. Ecco, che cosa ha accertato con riferimento appunto a questa utenza telefonica di particolare in merito alle chiamate ricevute o alle chiamate fatte sulla base appunto dei tabulati? Prima di tutto avevamo la relazione verteva soprattutto sulle utenze chiamate da predetto cellulare, al fine anche di addivenire a una certa possibile identificazione di chi poteva essere l'usuario del cellulare in questione, e soprattutto ci permetteva l'analisi del tabulato, grazie all'identificazione delle stazioni radiobase, anche a fornire una serie di spostamenti nel territorio dell'usuario del cellulare stesso. Se non che poi tutti i nominativi, ovviamente, che tramite poi gli archivi telefonici delle utenze contattate, a chi erano intestate predette utenze. Ecco, ci sa dire innanzitutto il periodo preso in considerazione, se riesce a ricostruirlo? Noi avevamo preso in considerazione il periodo gennaio 92-giugno 93, in particolare poi un dato periodo storico dal 3/7/92 al 10/11/92, data dell'arresto dello stesso Mazzei. Grazie all'analisi poi del tabulato si sono evidenziati alcuni collegamenti che erano di interesse investigativo, come i contatti con la Barbera Gioacchino, i contatti con Bazzer Bruno, con poi altri due cellulari, Armetta Carlo e Abate Calogero, che poi da successive investigazioni siamo riusciti a collegare come cellulari clonati e in uso allo stesso La Barbera Gioacchino e anche a due uomini d'onore di Altofonte, fra quali il Gioè. Ecco, ci vuole dire un po' più specificatamente di questi contatti telefonici con utenze di cui lei ha detto intestate alla Barbera oppure intestate a questi soggetti che ha indicato mi pare nella persona di tale Abate Calogero o di Armetta. Ecco, sì, ci vuole dire esattamente un po' questi contatti e come si giunge alla conclusione che si tratta di apparecchi clonati in possesso delle persone chiamate o che chiamavano il Mazzei. Allora, prima di tutto ci sono delle chiamate, effettivamente, come quella per esempio il 16 ottobre 92, Santo Mazzei dalla Sicilia alle 20:53 viene chiamato. Mi scusi, data? Questo era il 16 ottobre 92. 16 ottobre 92. 20:53, dai tabulati sottoposti ad analisi, emerge una chiamata, per esempio, in entrata da un altro cellulare, che era il 463777 prefisso 0337, che era intestato a La Barbera Gioacchino. E questa, mi scusi, è una chiamata? Questa è una chiamata in entrata. In entrata sull'utenza? Sull'utenza cellulare che aveva in uso il Mazzei. Sì. I tabulati SIP ci permettono, qualora il traffico avviene fra apparati cellulari, sia di rilevare le chiamate in uscita che quelle in entrata, cosa che non possiamo fare se l'utenza sono utenze magari fisse telefoniche.
Poi ci sono altri dati. Mi scusi, e in quel momento è possibile stabilire l'utenza cellulare della Barbera dove era ubicata? Sì, effettivamente noi avevamo come la Telecom, la SIP, allora ci poteva fornire la stazione radiobase che verosimilmente indicava la regione di appartenenza in cui in quel momento il cellulare era attivo. E si trovava effettivamente in quel momento, per esempio Santo Mazzei si trovava in Sicilia e sempre dallo stesso distretto telefonico della Sicilia veniva chiamato dalla Barbera Gioacchino. Cioè la Barbera in quel momento si trovava in Sicilia? Sì, viene chiamato dalla Sicilia dal cellulare della Barbera Gioacchino. Altre telefonate sono il 18 ottobre 92 alle 17:24 e poi successiva di pochi minuti alle 17:31 viene chiamato per esempio dalla Lombardia il cellulare 0337 il 96 15 84, che era un cellulare intestato ad Armetta Carlo, che poi dall'analisi del tabulato di questo successivo cellulare abbiamo evidenziato evidenti segni di clonatura. Effettivamente c'erano delle chiamate a distanza di pochi minuti da distretti telefonici, da stazioni radiobase, come avevo spiegato prima, molto distanti fra di loro. Cioè avveniva che c'era una telefonata in uscita che partiva dal distretto, non so, radiobase della Lombardia, e a distanza di 1 o 2 minuti la stessa utenza in quel momento agganciava una stazione radiobase del distretto della Sicilia. Cosa che materialmente risulta impossibile a distanza di 2 minuti trasferire un cellulare a così grandi distanze, ma che indica in effetti la clonatura del telefono. Ecco, le volevo chiedere 2 cose. Con riferimento a questo contatto telefonico vorrei capire, era stato il Mazzei a chiamare o il Mazzei era stato chiamato? Con riferimento a... No, veniva chiamato, il 18 ottobre 92 veniva chiamato dalla Lombardia dal cellulare intestato da Armetta Carlo. Ecco, e sono state fatte indagini su questo personaggio? Sul personaggio, sull'intestatario dell'utenza telefonica, personalmente non ne sono a conoscenza. So che c'era anche la direzione investigativa antimafia che aveva svolto poi successive indagini sul nominativo. Sul nominativo vengono svolte principalmente per sapere se la clonatura effettivamente una persona gli sia stato clonato il telefono. Mi scusi, lei dovrebbe chiarire 2 cose. Innanzitutto, se è stato fatto un accertamento sulla denuncia. Ma alla data degli atti, quando io avevo analizzato quelli, non emergevano presso gli uffici Telecom denunce fatte dall'Armetta Carlo sulla presunta clonatura del sua utenza cellulare. Di solito questo avviene perché ovviamente quando il traffico telefonico aumenta in maniera elevata, l'intestatario o colui almeno che paga la bolletta dell'utenza telefonica si può rendere conto, no, di un certo incremento della stessa utenza, e di solito sono i primi che si rivolgono agli uffici Telecom per contestare la bolletta e in certi casi viene appunto acclarata la clonatura del telefono. Ecco, vuole cortesemente chiarire alla Corte, anche per chi non fosse a conoscenza del meccanismo, in che cosa consiste la clonatura o clonazione di un apparecchio telefonico cellulare? Praticamente la clonazione, proprio come dice la parola, è la creazione di un apparato cellulare uguale, viene praticamente sdoppiato. Questo veniva fatto, qui parliamo di cellulari dei tax normali, no? Prima dell'introduzione dei GSM, in cui venivano praticamente copiati o inseriti nel telefono mediante dei dispositivi tecnici, mediante delle manipolazioni tecniche, gli stessi numeri seriali del telefono originale. Questo creava il fatto che riconoscendo il numero seriale, i ripetitori della Telecom permettevano di abilitare un altro telefono a effettuare delle conversazioni, ricadendo...
con lo stesso numero telefonico dell'utenza genuina. Cioè. Sì, riconoscendo come seriale l'abbinamento con quel numero telefonico, facevano ricadere tutto il traffico telefonico su quell'utenza, che alla SIP risultava regolarmente intestata a un utente qualsiasi. In certi casi ignaro magari della clonazione del suo telefono, o in certi casi potevano anche essere persone disponibili a tali clonazioni. Ecco, lei cortesemente, sulla base anche di atti a sua firma, dovrebbe farci capire meglio come si è giunti alla conclusione che l'utenza telefonica che era stata contattata dal Mazzei, cioè quella in uso cioè intestata a questo ad Armetta signor Carlo, Armetta, fosse un'utenza telefonica clonata e soprattutto che si potesse ricondurre comunque nell'uso ad un personaggio o a qualche personaggio in particolare. Allora, nel dettaglio, se mi permettono di consultare gli atti, cioè i tabulati che avevo allegato alla relazione di servizio, posso evidenziarli facilmente. Ce li ha lei? Dovrebbe averli lei, dottore. Sì, dovrebbero essere quelli. Grazie. Allora, nel dettaglio parlavamo dell'utenza la 961584. Questo è un tabulato fornito dalla SIP, in cui effettivamente si può emerge, per esempio, che nei casi proprio più evidenti, questo cellulare alle ore 11.40 del giorno 17/10/92, prendendo ad esempio, da Bologna chiama un'utenza telefonica con una conversazione di 6 secondi. Alle ore 11.40, questo avveniva alle ore 11.44. Alle ore 11.51, quindi a distanza di poche decine di minuti, da Palermo la stessa utenza chiama un'altra utenza telefonica. Era questo che volevo fare evidenziare. Questo è uno dei casi, ma in questa analisi praticamente questo viene ripetuto decine e decine di volte, no? Questa incongruenza così di un salto fra una stazione radiobase e un'altra a distanza di pochi minuti. È un segno evidente di clonatura, perché è impossibile che un telefono cellulare da Bologna si trovi a Palermo dopo 7 minuti. Le voglio dire, con riferimento a questa utenza telefonica, è stato fatto proprio al fine di meglio precisare la possibilità della clonatura, un confronto con l'utenza telefonica 0337 46 37 77 intestata al Gioacchino alla Barbera? Ma guardi, qui si è evidenziato soprattutto anche per determinare effettivamente chi fosse l'usuario di questo apparecchio telefono clonato, una circostanza, per esempio, come in data 18 ottobre 92, dall'utenza intestata alla Barbera Gioacchino, l'utenza cellulare che abbiamo detto 463 777 0337, intestata alla Barbera Gioacchino, alle ore 10 effettua una telefonata in uscita verso un'utenza telefonica, la 0376 522 088, intestata a Vicenzo Terranova. Questa telefonata veniva effettuata dal distretto della Lombardia. Dalla comparazione effettuata col tabulato del cellulare intestato ad Armetta Carlo, si rileva che sempre alla stessa data, alle ore 10:26, quindi poi dopo pochi minuti, sempre dallo stesso distretto telefonico, cioè quello della Lombardia, questo cellulare chiama nuovamente l'utenza di Terranova Vincenzo. Quindi questo ci ha fatto dedurre che in quel momento preciso la Barbera Gioacchino avesse la possibilità materiale di avere i due cellulari, quello suo legale intestato a lui e questo clonato, a sua disposizione.
c'è la correlazione con la chiamata della stessa utenza telefonica. Ecco, lei ha fatto riferimento anche a chiamate provenienti, arrivate sull'utenza in uso al Mazzei, da altre utenze cellulari intestate, mi pare di ricordare, ha fatto riferimento ad una utenza cellulare intestata a tale Abate Calogero, mi pare. Sì. Ecco, ci vuol dire che se anche per questa utenza telefonica, sulla base degli atti da lei compiuti, siano stati riscontrati elementi e quali per poter concludere che anche questa utenza telefonica fosse clonata e cercare di capire chi ne fosse colui che di fatto utilizzava l'apparecchio. Diciamo, la clonatura veniva evidenziata sempre nello stesso sistema di tabulati. È interessante di questa utenza intestata appunto all'Abate Calogero il discorso che potesse essere in uso comunque, a parte che lo stesso Abate comunque, a differenza dell'utenza intestata all'Ermetta Carlo, sporse denuncia di clonazione del suo telefono cellulare. La denuncia della clonazione del cellulare fatta dall'utente che si reca presso un ufficio della SIP è quella che non riconosce il traffico cellulare effettuato, quindi dichiarando alla SIP di non riconoscere il suo traffico telefonico appare evidente anche la clonatura. E c'è stata una denuncia fatta il 5/11/92 dallo stesso Abate Calogero presso la SIP di Palermo per irregolarità sul traffico telefonico, a conforto proprio della effettiva clonatura del telefono stesso. Ed altresì poi dall'analisi delle utenze, soprattutto fra quelle utenze anche familiari che riconducono al nucleo familiare, si è potuto capire che in un determinato periodo comunque questo telefono cellulare l'avesse in mano Gioè Antonino, uomo d'onore di Altofonte, perché ci sono delle chiamate con Gioè Antonino, Gioè Anna, presso le poste di Cerami dove il Gioè aveva la propria donna, e altresì le telefonate poi in connessione anche con la Barbera Gioacchino stesso presso questo cellulare. In un caso anche poi specifico ci sono stati dei casi in cui l'utenza di Abate oltre a contattava anche Marchese Gregorio, per cui mi scusi, Marchese Gregorio ha rapporti di parentela con qualche uomo? Certamente con Luca Bagarella, e soprattutto ne avevo evidenziata una in data 17/10/92 alle ore 10:23, per cui non era neanche assurdo poter presumere che questo cellulare fosse stato anche impegnato, data la vicinanza con i predetti personaggi, anche dal Bagarella stesso durante la sua latitanza. Mi scusi, dall'esame del tabulato, non so se se ne è occupato lei personalmente di questo o qualche altro suo collega, dall'esame del tabulato del telefono cellulare intestato al Mazzei, lei è in grado di dire se il Mazzei abbia contattato l'utenza telefonica 0337 96 66 54, questo il giorno 20 ottobre 92 alle 14:56. Riesce? L'utenza intestata quale, dottore? 0337 96 66 54. Dovrei un attimo esaminare. Sì, dovrebbe essere la mattina del 20 ottobre 92 alle 14:56. Se mi dice a chi era intestata l'utenza, dottore, forse ci arrivo più rapidamente. Sarebbe intestata ad Antonio Bastone.
Bastone Antonio, sì, cioè risultano fra le utenze, dovrei contattare un attimo di nuovo tutti i cellulari, comunque mi risulta dalla relazione che ho redatto un collegamento, perché l'ho evidenziato come Mazzei Matteo, Di Natale Giuseppe, Bastone Antonio, Mazzer Bruno, La Barbera Giacchino, Armetta Carlo e Abate Calogero. Questi sono dei nominativi che uscivano dai contatti documentati. Lei è in grado di dire chi fosse Antonio Bastone? Ma nell'analisi del tabulato non ho mai addentrato in particolare, comunque so che era stato indicato anche da dei collaboranti come uomo d'onore di Mazzara del Vallo, quindi si riconduceva. Sono emersi altre ipotesi di... glielo posso, sono riuscito a reperire, per esempio, dal 15 ottobre, 18 ottobre, alle ore 14.56, esattamente, esce dal tabulato, Santo Mazzei, contatta l'utenza 0337 96 6654, intestata ad Antonio Bastone. Quindi all'orario alle ore 14.56 del 22. Lei dell'utenza telefonica intestata a Giuseppe Di Natale non si è occupato? No, non in particolare, il mio compito è stato quello proprio di un'analisi proprio dei tabulati. Dico, sulle chiamate invece fatte dalla Barbera è in grado di dire, di esemplificare qualche telefonata? In merito a quello, comunque adesso, rianalizzando tutto, c'è Santo Mazzei che si trova in Sicilia il 25 ottobre 92 alle ore 15.52 e il 28 ottobre alle ore 18.45 e 18.50, il 4 novembre alle ore 22.07 e il 6 novembre alle ore 22 c'è il contatto col cellulare 0337 9651 16 che è intestato a Giuseppe Di Natale. Come ci sono poi comunque altri di quei nominativi lì che sono stati evidenziati. Scusi, su questo apparecchio sono stati fatti accertamenti sulla possibile clonazione dell'apparecchio stesso? Che lei sappia, dico. No, che io sono a conoscenza, no, su quello in uso a Santo Mazzei non credo, che fra l'altro dalle analisi che almeno avevo fatto io sui tabulati non emergevano in queste... effetti da un'altra CNR che comunque non è a sua firma risulta anche che questo apparecchio era clonato, però dico, lei su questo non ha fatto accertamenti? No, io a parte quello che gli ho detto su Armetta Carlo e Abate Calogero non ho analizzato la clonatura di questo telefono. Possiamo riprendere per favore? Bucheri, lo riprende per favore. Sì. Presidente, soltanto un attimo. Lei ha fatto riferimento a un contatto telefonico con tale Mazzer Bruno. Sì. Sa chi è questo Mazzer Bruno? So che
nei suoi contatto confronti... telefonico tra il Mazzei e questo Mazzi? Sì, questo avveniva il 4 novembre 92 alle ore 12.03, che Santo Mazzei contatta al cellulare 337 62 13 53, intestata a Bruno Mazzer di Rimini, nei cui confronti sapevamo che è stata poi emessa un'ordinanza di custodia cautelare dal GIP di Firenze in merito all'autoparco Salesi di Milano. Lei ha fatto riferimento, e lei ne fa cenno anche nella sua relazione del 25 giugno 1993, a contatti telefonici tra la Barbera Gioacchino e Gioè Anna. Sì. Ecco, lei sa chi è Gioè Anna? Gioè Anna specificatamente penso che aveva contatti di parentela, era la sorella di Gioè, uomo d'onore, defunto uomo d'onore di Altofonte. Presidente, non ci sono altre domande per adesso. Sono domande di controparte? Può andare, ispettore? C'è l'avvocato Rapisardo, vuole farle qualche domanda. Rapisarda. Ispettore, lei ha riferito che un telefono cellulare può essere intestato ad un soggetto così come contratto, diciamo, mentre può essere in uso di un soggetto diverso. Questo è chiaro. Certo. Ha fatto anche riferimento ad una clonazione dell'apparato reale e ha fatto anche riferimento ad una clonazione compiacente e conosciuta. Non è che ho fatto nella specifica, non sono a conoscenza se gli intestatari delle due utenze clonate dagli sviluppi investigativi oppure processuali siano stati riconosciuti colpevoli di aver clonato oppure a loro insaputa. So soltanto che ho fatto riferimento al fatto che di uno c'era una denuncia sporta presso gli uffici Telecom per cui aveva evidenziato un incremento del traffico telefonico. Per quello che concerne di Armetta Carlo, dagli le indagini fatte non c'era stata nessuna denuncia dell'utente. La mia è una domanda generica, mi riferisco Certo. al fatto che c'è la possibilità di accertare questa compiacenza nella clonazione dal punto di vista vostro, dal punto di vista tecnico, diciamo? Normalmente si può fare dall'analisi del traffico cellulare, perché appare evidente che se oggi io in utenza cellulare pago una bolletta di 100.000 lire e dopo 2 mesi le bollette arrivano anche a 1 milione, 1,5 milioni, penso che sarei la prima persona a pormi questo problema qua e a recarmi agli uffici Telecom perlomeno a reclamare del traffico che possono non aver fatto. Attraverso i vostri accertamenti c'è la possibilità di stabilire l'epoca esatta in cui un telefono intestato ad un soggetto viene dato in uso ad un soggetto diverso? L'uso materiale di un telefono? Sì. No, l'ora esatta non c'è. Parlo di epoca. L'epoca si può ricondurre da un'analisi del tabulato, se non altro nella identificazione delle utenze contattate. Basta secondo lei solo questo per stabilire che ce l'ha in uso il telefono un soggetto diverso e che non possa scriversi ad una intensificazione del traffico da parte dell'utente intestatario del contratto? Trovo alquanto difficile che dei personaggi che non hanno nulla a che vedere con un certo gruppo di persone, oppure come se lei un domani dal suo cellulare apparissero dei contatti fatti a mia madre, a mia sorella o a mio fratello. È presumibile che possa essere più io la persona che contatta abitualmente la mia famiglia e non certamente lei. Quindi non a livello di accertamenti specifici ma soltanto di deduzione? Una deduzione fatta dall'analisi delle chiamate in uscita da predetto cellulare. E comunque questo non vi consentirebbe, ecco l'altra domanda che le faccio, di risalire ad un'epoca esatta, perché se queste telefonate hanno un crescendo anziché uno stacco ben preciso, l'epoca comunque non si può stabilire con certezza. Nei casi specifici comunque c'erano non parlo del caso specifico, la mia è una domanda generica. No, una domanda generica nel senso bisogna vedere la frequenza delle chiamate.
E ovviamente se io giornalmente posso chiamare un'utenza riconducibile alla mia famiglia, la contatto ogni giorno in un certo periodo dell'anno, posso determinare che da quel giorno a quell'altro giorno, bene o male, ho avuto l'uso di quel telefono cellulare. Io posso aver avuto l'uso, non gli dico probabilmente anche un uso non totale nella giornata, ma almeno in quel periodo lì io avevo la disponibilità da quel telefono di contattare sempre le stesse utenze, riconducibili al mio nucleo familiare. Quindi se dal 5 gennaio al 20 aprile ogni giorno, e come è successo nei casi specifici, e anche più volte al giorno vengono contattate utenze riconducibili al mio nucleo familiare, posso dedurre che io utilizzavo quell'apparecchio cellulare. Grazie. Presidente, Avvocato Reina. Ispettore, lei poco fa ha fatto l'esempio di una clonazione di telefono cellulare, dicendo che materialmente non poteva accadere che alle 18:41 per esempio partisse una telefonata da Palermo e alle 18:47 partisse dallo stesso cellulare una telefonata dalla Lombardia. Si ricorda se vi erano in un arco ristretto di tempo altre città dalle quali partivano telefonate sempre dallo stesso numero clonato? Sì, io come ho detto prima, cioè in quel caso lì, guardando i tabulati, gli ho fatto un caso per evidenziare la clonatura, però c'è pagine e pagine di tabulati in cui ci sono dei salti proprio di stazioni radiobasi che se vuole glieli posso anche elencare nel dettaglio. No, un solo esempio in cui vi sono due salti. Certo. In un arco ristretto di tempo, logicamente. Allora, analizzando per esempio, qui abbiamo, ecco qua, c'è alle 16:23, non so, una chiamata da Milano, alle 17:40 da Palermo e alle 19 di nuovo da Milano. Ora, in questo caso specifico c'è in tempi forse un po' più... No, se ci sono diciamo due basi diverse, cioè non so, Milano, Palermo e Genova, o Torino, o Roma, per fare un esempio, non mi si evidenzia particolarmente. Tre città diverse. Tre città diverse. No, di solito adesso volevo esaminarlo magari più nel dettaglio, ma è sempre fatto comunque in generale fra due località. Non vedo evidenti salti di tre città diverse in brevi minuti di tempo. Io questo volevo sapere. No, non ci sono, anche perché se fossero state probabilmente 3 stazioni radiobasi nel giro di pochi minuti, a questo punto potevamo dedurre che erano 3 i telefoni cellulari clonati, cioè nel senso, per cui in effetti qua avviene sempre fra una stazione radiobase che può essere Bologna con Palermo, con Milano con Palermo, cioè effettivamente la realtà, un cellulare sta a Milano e uno sta a Palermo, non può essere diversamente. Grazie. Può andare, ispettore. Grazie. Presso? Marcello Tropea. Ministero, chiedo scusa, come si chiamava il test che abbiamo appena sentito? L'API, ispettore l'API, L-A-P-I.
Le sue generalità, per favore. Nome, cognome, luogo e data di nascita. Maresciallo Tropea Mario, in servizio presso la compagnia CC di Chiari. Sì, la forma del giuramento, per favore. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia posizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondo nulla di quanto è mia conoscenza. Pubblico Ministero, un po' di silenzio in aula, per favore. Maresciallo, lei ha svolto attività investigativa di riscontro a seguito alle dichiarazioni del collaborante Scavo Giuseppe? Sì. Può indicare alla Corte in che cosa è consistita questa attività di riscontro? Ma sia nella ricerca di documenti, sia in un'occasione per riscontrare delle dichiarazioni fatte in merito a delle armi. Vediamo un po' se si può registrare meglio questo impianto, perché stamattina è completamente sordo, ci sono echi in aula e tutto quanto. Vediamo intanto di posizionare il microfono proprio davanti alla persona e non di là. No, appena si rivolge dall'altro lato, il microfono viene di lato. Deve essere girato ancora un po' verso l'esterno. No, ma è così è sempre laterale. Scusi, il microfono deve essere orientato verso la persona che parla, in asse. Così non è in asse, abbia pazienza. Ora appena si gira chi parla, perché si gira verso l'aula. Beh, io cerco di... la direzionalità e poi vediamo per il volume quello che si può fare. Allora, diceva Maresciallo. Signori, è da troppo tempo che l'impianto non si usa e la causa di questa disfunzione va individuata in questo. E più non si usa e più non si sente. Quindi cerchiamo di fare silenzio e lei cerchi di scandire le parole, Maresciallo, parlare a voce alta e vediamo di farci sentire. Procediamo, cosa diceva Maresciallo? Dunque, Maresciallo, lei ha fatto riferimento anche a attività di riscontro per documenti e armi, ho sentito bene? Sì. Per quanto riguarda le armi, in che cosa è consistita questa attività di riscontro, Maresciallo? Se lo può indicare alla Corte. Su delega della Procura abbiamo portato il collaborante Scavo in un cantiere dove lui aveva dichiarato si trovavano nascoste delle armi che appartenevano alla sua squadra. Questo cantiere dove si trovava? In Chiari, nella zona di Santa Maria la Strada, all'interno del torrente Macchia. Questo cantiere a chi era intestato? Ma è un cantiere della ditta Costanzo, è adibito per i lavori del raddoppio della ferrovia da Chiari Fiume Freddo. Quindi questo luogo fu indicato dallo Scavo? Sì, ci ha portato sul posto, è indicato il posto dove erano nascoste le armi. E sui luoghi vi era qualcuno che le ricordi? Sul posto c'era una guardia giurata, un certo Cavanna, che da quando ha dichiarato lo Scavo era la persona che in effetti custodiva le armi. Le armi furono rinvenute in quell'occasione? Le armi furono rinvenute in parte. In parte lo Scavo ha dichiarato che ci doveva essere un bastone con un mitra e una borsa bianca con dei fucili. È stata trovata soltanto la busta con 2 fucili a cannemozzi. Dove esattamente venne rinvenuta? Era in una intercapedine proprio sotto il ponte, l'arcata del ponte, precisamente tra il pilastro e la trave superiore.
Come vi si poteva accedere in quel luogo? Per accedere si è usata una scala con la quale si saliva sopra era una specie di sgabuzzino fatto in metallo e copertura in Eternit, quindi si poggiava la scala sopra e si giungeva sino all'arcata. Che lei ricordi nei confronti del Calanna furono presi provvedimenti? Non ho capito. Che lei ricordi nei confronti del Calanna furono presi provvedimenti? No. Non lo ricorda o non lo sa? No, non sono stati, è stato riferito alla procura circa il riferimento sulle circostanze a piede libero. Lei ha fatto riferimento anche a documenti. Sono stati cercati documenti di riscontro a piede libero. Lei ha fatto riferimento anche a documenti. Sono stati cercati documenti di riscontro rapine, estorsione. Ho capito. Senta, voi avete compiuto attività di indagini nei confronti di tale Sciuto Sebastiano? Noi no, in particolare no. E nei confronti di un certo Guerrera avete compiuto attività di indagini? No. Voi avete mai compiuto attività di indagini in relazione all'esistenza di un autoparco nella zona di Aciriale e Giarre? Sì, il collaboratore ne ha parlato, però noi non abbiamo fatto indagini in merito. Chiedo scusa, ne ha parlato chi? Il collaboratore ne ha parlato, però noi in particolare non abbiamo fatto indagine come... Quindi non l'avete individuato questo... Sì, è stato individuato, comunque questa indagine l'ha fatta Catania, ha fatto un rapporto a parte. Catania quale? Il reparto operativo. Il reparto operativo di Catania. Chi se ne occupò specificamente dei militari, lo ricorda? No. Chi era il responsabile del reparto all'epoca? Penso... perché è stato 2 anni addietro. Forse c'era il capitano del quarto, forse però. E quindi non ricorda chi fosse il gestore o non ha mai saputo chi fosse il gestore di questo? Allora, da quello che io ho saputo, si diceva che in questo autoparco aveva a che farne un certo Sciuto Sebastiano. Lasciamo stare quello che si diceva. Sì. Se non avete compiuto attività, ecco. Se attività dirette non ci sono state. Ha finito però il pubblico ministero, Presidente. Ci sono domande per il test? Può andare, Marsale. Grazie.
Le sue generalità, per favore. Nome, cognome, luogo e data di nascita. Sono il maresciallo Ielo Giovanni, faccio servizio presso il nucleo operativo della compagnia di Giarre. Va bene, sono nato a Reggio Calabria. Va bene, una volta che è individuato con l'ufficio di appartenenza è sufficiente. E la formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ascolti le domande del pubblico ministero. Per favore, maresciallo, dovrebbe parlare vicino al microfono e mantenendosi in asse, perché abbiamo problemi di acustica. Va bene. Più o meno è sulla medesima posizione del maresciallo Tropea, Presidente, quindi sarò molto breve. Maresciallo, lei ha compiuto attività di indagine a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Scavo Giuseppe? Sì. Può indicare che tipo di attività ha compiuto personalmente? Quella del rinvenimento delle armi che è stato effettuato in Santa Maria la Strada, presso la ditta Costanzo. Come si addivenne a questo rinvenimento di armi? Appunto, il collaboratore di giustizia ci indicò che in questo luogo l'organizzazione mafiosa occultava delle armi. Ci siamo portati sul posto e abbiamo... Ricorda quali armi furono rinvenute? 2 fucili calibro 12 a canne mozze. E erano le stesse armi indicate dal... No, nella circostanza non fu rinvenuta una mitraglietta di nazionalità tedesca, come aveva indicato lo Scavo. Ha compiuto altre attività relative al... No, personalmente no. Senta, voi avete mai attenzionato l'esistenza o comunque un autoparco esistente nella zona di Giarre a Cireale? Io no, non so rispondere a questa domanda. Finito, Presidente. Ci sono domande per il test? Può andare, maresciallo. Può andare, grazie. Le sue generalità, per favore, dottore Bruno, cognome, nome, luogo e data di nascita. Bruno Salvatore, nato Catania, 21 gennaio 1950. Vuole leggere la forma del giuramento? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Pubblico Ministero. Signor Presidente, le chiedo scusa, prima che il dottore Marino cominci l'esame del test. Vi è una richiesta, si tratta di questo: il dottore Bruno oggi dovrebbe venire a deporre con riferimento anche alla posizione di Tuccio Salvatore. E si è verificato questo, che il Tuccio oggi era anche interessato ad una misura di prevenzione di carattere patrimoniale relativa alla confisca della ditta Magna dinanzi alla Corte di Appello, sezione terza, ed anche dinanzi a questa Corte d'Assise. L'ufficio matricola lo ha tradotto, lo ha fatto tradurre in Corte terza, dicendo che quando vi sono 2 dibattimenti, 2 procedimenti, ad entrambi l'imputato interessato viene condotto dinanzi al giudice di competenza superiore. L'avvocato Passarello, che difende il Tuccio,
sapendo che oggi c'erano anche 11 testi indicati in lista, pensava che, visto che c'era questa situazione di mattina e che quindi anche lui è in Corte Terza, il dottore Bruno venisse escusso nel pomeriggio. Visto che oggi i verbalizzanti invece presenti sono di numero ridotto, la mia richiesta è di questo tipo: che, visto che il dottore Bruno è presente, il pubblico ministero proceda all'esame e che poi ritorni per quanto riguarda il controesame, perché è assente sia il Tuccio Salvatore che l'avvocato Passarello, che dovrebbe controesaminarlo. Io non ho capito una cosa, avvocato, era Teste anche indicato dalla difesa? Io, guardi, non ho qui la lista della difesa, non ce l'ho, quindi non lo so dire, è possibile, comunque ecco, allora, possiamo controllarlo. Questo lo dobbiamo verificare dopo, perché se non fosse Teste della difesa, dico, il controesame, a prescindere poi da ogni altro potere della Corte, ovviamente dovrebbe riguardare il tema dell'esame. Quindi io credo che si possa andare avanti, poi eventualmente se sorge la necessità di sentire il dottor Bruno per altre circostanze, la difesa lo farà presente. Intanto accertiamo se è rientrato l'imputato oppure no. Praticamente Non ci sono altri testimoni, è l'ultimo il dottore Bruno. Presidente, malgrado le citazioni, questo è l'ultimo testimone presente. La prossima volta ci organizzeremo. A questo punto non so se fare ritornare il dottore Bruno per esame e controesame in altra occasione, oppure procedere all'esame e concedere il termine per il controesame. Non so come preferiscono le parti. Possiamo rinviare, non ci sono problemi. Allora accertiamo un momentino, accertiamo prima se l'imputato è rientrato al carcere e lo facciamo tradurre in caso affermativo. Se è ancora impegnato in corte, rinviamo l'esame del teste. Dovremmo disturbare in altro momento per questa cosa. Rimiamo l'esame, lo possiamo stabilire sin d'ora? E cosa? Sapere l'esame del dottore Bruno.
No, il problema, Presidente, rimane sempre, cioè se non è indicato nella lista della difesa è evidente che il controesame riguarderà soltanto il capitolato di prova, dico salvo i poteri della Corte eventualmente stimolati dalla difesa. Quindi dico, per me se domani lo sentiamo non ho nessun problema, però dico ovviamente domani potremmo sentirlo anche soltanto per il fatto per cui lo dovremmo sentire oggi, perché se la difesa non l'ha indicato nella lista. Certo, era solo un problema di intervento effettivo dell'imputato, che oggi è rinunciante, diciamo così, condizionato. Va bene. Allora, solo che in relazione al programma di domani, del pubblico ministero, è il caso che facciamo ritornare il dottore Bruno domani mattina? Questa era la mia domanda. Presidente, il problema è questo, dico, noi abbiamo un sacco di testi citati, anche oggi c'erano un sacco di testi citati, quindi io non so domani se effettivamente poi i testi verranno oppure no, questo è il problema. Quindi se il dottor Bruno vuole avere la disponibilità di venire domani, ovviamente avrà la priorità per il fatto che è venuto oggi. Va bene, allora lei è citato per domani. Allora, sì, a questo punto ci aggiorniamo a domani. Ecco, sì, Presidente, noi vorremmo fare soltanto una richiesta istruttoria. Possiamo? Sì. C'è l'avvocato Ruggeri, mi pare, è andato via. Ah, eccolo, sì. Si trattenga per il problema di Cocuzza. Allora, ecco, Presidente, innanzitutto insistevamo in quella richiesta di esame dell'avvocato Geraci sulla quale la Corte si era riservata. Poi, dico, noi la chiediamo l'esame dei testi Dieli Giacomo, Contorelli Antonino e Grasso Giovanni. I primi due, Contorelli Antonino e Giacomo Dieli, sono stati indicati nel corso della deposizione da Pulvirenti Giuseppe in merito ai rapporti che costoro avrebbero avuto con il presentatore Baudo Giuseppe. Grasso Giovanni era stato indicato invece da Calderone Antonino come persona che aveva contattato Franco Franchi in occasione della prima di un film proiettato a Catania nel 1981 e ha fatto riferimento ad una cena tenutasi alla Costa Azzurra, alla presenza di personaggi imputati in questo procedimento. Quindi noi abbiamo questa richiesta, poi la Corte decide. Osservazioni? Presidente, io credo, non ricordo quali siano i personaggi esattamente ai quali faceva riferimento il procuratore della Repubblica. Mi pare di ricordare comunque che come difensore io abbia specifico interesse e tuttavia, in ogni caso, quale difensore di imputati in questo processo, credo che l'indagine che si vuole indurre non possa, ammesso che in qualche modo possa avere una significazione sui rapporti con personaggi del mondo dello spettacolo, robe del genere, non penso che ci sia la opportunità e necessità di allargarla per i fini che in questo momento ci occupano. Cioè non credo assolutamente che l'introduzione di questi testi possa essere significativa ai fini della decisione sulla sussistenza o meno dell'associazione di cui si discute, per cui il difensore si oppone all'ammissione di queste testimonianze. Ovviamente costituirebbe anche un riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori, questo è sin troppo.
Sotto l'ultimo profilo rappresentato dal pubblico ministero, la Corte ritiene che non versiamo in ipotesi, prego stiano comodi, versiamo in un'ipotesi di teste indotto puramente e semplicemente, ma di testimonianze che dovrebbero essere assunte ad altri fini e che debbono passare attraverso quindi un vaglio più approfondito della Corte in punto di necessità ai fini della decisione. Quindi io direi che all'esito dell'istruttoria dibattimentale le parti presentino tutte le loro richieste articolandole specificamente per quanto riguarda tutte le testimonianze che ritengono di assumere in proseguo dell'istruttoria, in modo che la Corte si possa pronunciare partitamente per ognuna di esse e una volta per tutte. Grazie. Signor Presidente, Allora, mi scusi, in ordine alle dichiarazioni spontanee dell'imputato Palazzolo, quando sì, ritiene la Corte... li possiamo assumere ora. L'imputato Palazzolo, per favore, Maresciallo. Maresciallo, l'imputato Palazzolo, se lo accompagna qua. Avvocato Ruggeri, si vuole avvicinare, per favore? Buongiorno. E difende Cocuzzanunzio o sbaglio? Non so se io stamattina avevo messo a corrente le parti che è stata depositata una perizia sulla capacità di stare in giudizio, se si fa fare una copia, e domani dovrebbe dedurre, insomma, dirci quali sono i suoi intendimenti. No, questa è l'originale, si deve fare una copia fotostatica. Se la faccia fare ora stesso, sì, e mi restituisce l'originale. Allora, il signor Palazzolo? Salvatore ha la parola. Sì, un po' di attenzione, per favore. Un po' di attenzione. Un po' di silenzio in aula. Prego. Sì. Signor Presidente, signore della Corte, io, come ella sa, in questo processo rispondo del crollo della villa del presentatore Baudo avvenuto il 3 novembre 91. Oggi, a conclusione della trasferta romana, voglio fare la seguente dichiarazione. Io sono stato un assiduo frequentatore delle udienze che si sono tenute presso codesta Corte, dove ho avuto l'accortezza di annotare tutte le testimonianze dei vari periti e dei vari collaboratori di giustizia che avevano qualcosa da dire riguardo all'attentato, e soprattutto quelli citati nell'ordinanza di custodia cautelare che ho ricevuto al momento del mio arresto, e cioè Samperi Claudio, Grancagnolo Carmelo, Amato Italia, Scuto Rosario e soprattutto Avola Maurizio. Nessuno di essi, tranne lo Scuto, ha detto di conoscermi, né di nome e neanche per quel soprannome che lo Scuto mi ha affibbiato. Io sono qui per un sentito dire e non per una cognizione diretta. Mi permetto di ricordare alla Corte che l'Avola parla di una persona che era stata per lungo tempo in Germania, dove lavorava ed era un esperto nel maneggiare bombe e gas. Io, come ho già detto in una mia precedente dichiarazione, in occasione della venuta dello Scudo, in cui ho pregato la Corte di effettuare degli accertamenti se ero stato in Germania per vacanza, lavoro o detenuto, come affermato dallo Scudo, ancora non ho avuto risposta. Io sono qui da 13 mesi, vittima di una accusa calunniosa mossa da un solo collaboratore, che mi ha distaccato dall'affetto dei miei cari e del lavoro
che mi permetteva di mantenerli. Non è bastata neanche la sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione a farmi uscire. Io mi rivolgo a lei perché fiducioso nella giustizia e per fargli presente che ho dato mandato ai miei avvocati di presentare un'istanza di rimissione in libertà, sicuro che ella e la Corte che rappresenta valuti la mia richiesta così da ridarmi quel sacro diritto sancito dalla Costituzione e dal Trattato fondamentale delle libertà personali della persona. Voglio anche precisare che io ho sempre svolto l'attività di elettricista nella zona di Acereale, nella Cese, e non sono mai stato all'estero a svolgere attività lavorative. Io intorno all'84-85, appena diciottenne, ho costituito una ditta individuale, regolarmente iscritta sia all'ufficio ditte che all'artigianato. Dopo qualche anno ho costituito una società a nome collettivo denominata Siti Impianti SNC di Palazzolo Salvatore EC, sempre iscritta al Tribunale, all'ufficio ditte e all'artigianato, con relativo atto notarile, perché è una società a nome collettivo, di cui io ho fatto parte fino all'88 circa. Dopodiché ho continuato la mia attività con la ditta individuale. Dico ciò anche per far notare che a precise domande del mio avvocato, il collaboratore Scudo non sapeva se veramente io avevo espletato l'attività, avevo espletato l'attività di elettricista. Verso la... Aspetta, scusi. Verso la metà del 93 ho rilevato un laboratorio di gastronomia ad Aci Trezza. Poi, dopo un po' di tempo, vedendo che questo laboratorio funzionava esclusivamente il periodo estivo, l'ho chiuso, ho preso tutte le attrezzature, essendo un laboratorio non avevo bisogno di licenze comunali e via di seguito, e le ho trasferite ad Acereale. Ad Acereale ho inserito anche il reparto pasticceria. In quel posto sono stato arrestato il giorno prima, verso le ore 17, che veniva eseguito il blitz Orsa Maggiore 3, ed ero là che lavoravo. Io voglio fare presente che se, come dice il collaboratore, io lo conoscevo, ci frequentavamo, dovevo sapere che era stato nel blitz, che poi l'ho preso qua, Sagittario, era stato questo collaboratore, era stato arrestato nel blitz Sagittario perché dice che si trova già in carcere, e dovevo sapere che collaborava e non mi facevo certo trovare se avevo qualcosa da temere sul posto di lavoro lavorando. Comunque, poi voglio fare presente anche un'altra cosa. Il collaboratore Scudo diceva, perché io questo l'ho letto mano a mano, ho fatto uscire i verbali quando è stata l'udienza e li ho riletti. Ho visto che il collaboratore indica che è stato arrestato nel 92 e dice che a me mi conosceva già da parecchio tempo, anche prima dell'attentato del 91. E ci frequentavamo perché militavamo nello stesso gruppo. Io non capisco una cosa, come avevo tanto tempo per dirgli, sai, io ho fatto l'attentato, perché dovevo aspettare il momento del mio arresto nel 93, durato un giorno o due, non mi ricordo, una cosa del genere. Potevo benissimo anche dirlo prima, prima del 92 lui era fuori, ci frequentavamo, glielo potevo dire, sai, sono stato io a fare l'attentato. Non aspettavo questo momento. Infatti lui non è riuscito a dare la spiegazione dell'input che è servito a generare questa mia delazione, di questo fatto. Io, signor Presidente, sono stato arrestato in vita mia per un reato che ho fatto realmente,
una tentata rapina. Esattamente è stato fatto nell'88 in Italia. Un reato che ho pagato, perché è giusto che io l'ho fatto, è giusto che io dovevo pagarlo. Dopodiché non ho fatto nient'altro. Questo reato, voglio precisare, l'ho fatto subito dopo lo scioglimento della ditta, della società, che facevo parte della società, di quella che ho parlato prima. E dato che mi trovavo in una situazione economica con una bambina di 3 anni, allora per un mio orgoglio di non andare a chiedere un aiuto economico a mio padre, ho fatto, diciamo, questa cosa. Cioè, oggi me ne pento di aver fatto questo di qua, forse è uno sbaglio, diciamo, di gioventù. E allora non ho voluto chiedere un aiuto economico e sono andato a fare questa tentata rapina e sono subito stato arrestato. L'orgoglio da cosa deriva? Deriva dal fatto che io non volevo chiedere aiuto a mio padre perché lui mi rimproverava il fatto che io non avevo continuato gli studi e mi ero sposato giovane, perché lui voleva che io seguissi la sua strada e mi laureassi. Che io, signor Presidente, provengo da una buona famiglia dove mio padre è laureato, ha 2 lauree, mia madre è diplomata e non hanno mai avuto niente a che vedere con la giustizia. Io sono stato forse un figlio un po' ribelle, diciamo, ho voluto abbandonare gli studi, sono voluto andare a lavorare, mi sono voluto sposare giovane, tutte queste cose qua. Però mi creda che io con tutto questo che questo signore dice e tutte queste cose io non ho niente a che vedere. Possibilmente conoscevo qualche pregiudicato, vabbè, d'accordo, ero stato in carcere, conoscevo qualcuno, buongiorno, buonasera, solo questo e basta. Signor Presidente, la ringrazio. Il difensore formalizzerà. Eventualmente, scusi, mi riservo per i documenti che provano, diciamo, la mia attività, che avevo queste ditte e queste cose. Eventualmente, e il difensore presenterà un'istanza, che formalizzerà l'istanza documentata. Attendiamo anche l'accertamento della Germania, signor Presidente. Nell'ordinanza era stata la Corte a disporlo d'ufficio, quindi è determinante che vi sia l'esito di questo accertamento, che sollecito anche a proposito. Grazie. E poi lo stralcio del verbale con le dichiarazioni di Palazzolo, queste dichiarazioni odierne dovrebbe essere anche allegato all'istanza. Sono anche quelle del 15 aprile già rese. Se ha i verbali ne farà queste. copia Grazie. la allegherà. Signore, l'udienza è tolta.